Oh, cari amici, vediamo di spiegare bene un po' di cose, va? Ve lo faccio proprio breve breve, eh? Sono qua in ufficio e ho appena finito di contribuire a scrivere la letterina che manderemo al nostro carissimo Presidente del Consiglio perché venga immediatamente a riferire in aula per la questione del MES, ma soprattutto per quelli che ancora non hanno capito cerco di essere semplicissimo sul perché è un problema. Allora, il MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, già quando fu istituito per la prima volta fu una fregatura per l'Italia. Vi ricordo che assorbì gli altri fondi salva stati, FSF e similari, e il risultato fu che in totale, comprendendo anche i prestiti bilaterali, ci furono 60 miliardi, non milioni, cose di questo tipo, perché poi vi fanno discutere tantissimo sulle merendine e sulle piccole cose, però i miliardi li fottono senza dire niente a nessuno. 60 miliardi furono prestati a Cipro, Grecia, Portogallo, Spagna, Irlanda, e non credo che li rivedremo mai più. Già subito l'Irlanda ha già chiesto di allungare le scadenze, siamo arrivati a 30-40 anni di restituzione per quei soldi. Sono 60 miliardi nostri che potevamo utilizzare per fare qualsiasi cosa, per fare scuole, strade, Ilva, dissesto idrogeologico, mettere in sicurezza il territorio, così questo tipo no, sono finiti nelle banche tedesche, nelle banche francesi, che erano creditori di Cipro, creditori della Spagna, creditori della Grecia, e questo è stato fatto, che non serviva assolutamente a nulla perché abbiamo visto che non è che è stato quell'intervento lì che poi ha tenuto il sistema, perché è bastato che Draghi dicesse whatever it takes e tutto si sistemava. Bene, questa è stata la prima versione del MES. La seconda versione del MES, cioè quella che sta venendo discussa, o che è già stata discussa a quanto pare in Europa, è ancora peggio, perché praticamente cosa succede? Succede che questa istituzione, che ricordiamo, si troverà un capitale di 700 e passa miliardi, ma può chiederne quanto ne vuole e va pagato entro 7 giorni. Quindi loro possono prendere e chiedere miliardi agli stati, e gli stati li devono pagare entro 7 giorni senza fiatare, e tutti i dirigenti di questo organismo sovranazionale, vale a dire il MES, hanno la totale immunità e impunità penale, quindi possono hanno creato una cosa che può chiedere tutti i miliardi che vuole agli stati membri e non doverne rispondere. Cioè, già questo in teoria uno dovrebbe dire, vabbè basta, cioè non voglio più sentire niente, non andiamo avanti più neanche a parlare, questa roba qua preferirei evitare anche di sentirla. No, invece, invece non solo evidentemente i nostri rappresentanti hanno voluto sentirla, ma a quanto pare sono stati d'accordo. All'Eurogruppo e alle riunioni ci andavano le seguenti persone. A fare le dichiarazioni ci andava il signor Rivera, direttore generale del Tesoro, così almeno diciamo nome e cognomi delle persone che sono. Poi ci andava Tria, il nostro fenomenale ministro dell'economia, e alla fine, per dare l'ultimo ok, ci andava Giuseppe Conte. Conoscete, no? È l'avvocato del popolo, quello che fa l'uomo che ci tutela, no? E così via. Bene, a giugno ci fu la riunione importante su cui bisognava discutere di questa cosa. Il mandato, così almeno glielo diciamo chiaro, allora il mandato chiaro che era stato dato politicamente, per mandato politico significa Consiglio dei Ministri, stanza, chiamiamola come vuoi, detto da Salvini preciso a Conte è tu vai là e questa cosa non passa. Vediamo se ha il coraggio di smentire il dottor Conte, l'avvocato Conte. Questa cosa non deve passare, ci si deve opporre a tutti i livelli. La volta che scopriamo che tu hai approvato questa cosa, il secondo dopo cade il governo. È stata detta così, così almeno la sapete.
Per essere sicuri, perché fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, quando si è presentato in Parlamento prima di andare all'Eurogruppo, perché prima c'è sempre una formale audizione, abbiamo fatto una risoluzione e un intervento in aula. Chiunque vuole se può andare a guardare l'intervento a giugno di Molinari in aula per il gruppo Lega, dove si diceva chiaramente che non doveva approvare assolutamente nulla delle modifiche relative al fondo salva stati. E nella risoluzione c'è scritto che bisognava prima informare il Parlamento, prima di dare qualsiasi ok, anche di massima, e soprattutto bisognava opporsi a ogni cosa che riguardasse la condizionalità per avere i fondi. E cosa vuol dire la condizionalità per avere i fondi? Significa che questa riforma, immaginate un po' adesso che splendore, questa riforma significa che noi ci mettiamo i soldi. Se loro decidono di darli a qualche altro Stato, va bene, ma noi non possiamo riceverli perché non siamo dentro nei parametri quelli giusti relativi al debito. E cosa succede? Succede che se uno Stato non è nei parametri per il debito e quindi non ha la stabilità finanziaria da loro giudicata sufficiente, significa che bisogna necessariamente passare per la ristrutturazione del debito. La ristrutturazione è come la rimodulazione delle imposte, no? Quando ve le alzano è la rimodulazione. La ristrutturazione significa molto banalmente che il valore del debito viene tagliato. Quindi se io avevo 10.000 euro di BTP, anche all'interno di un fondo di investimento o qualcosa del genere, me ne ritrovo 8.000. Perché viene fatta questa cosa? Ve la spiego in modo piuttosto banale. In situazioni normali, se un paese attraversa un momento di difficoltà, dato che ha la sua moneta, svaluta e i creditori esteri si trovano il loro credito in moneta che vale un po' di meno e quindi ci perdono. Se io avessi dei titoli di Stato inglesi e domani ci dovesse essere una crisi nella Gran Bretagna, la sterlina scende e il mio titolo di Stato, anche se sono sempre 10.000 sterline, ai miei occhi vale di meno. Per gli inglesi non cambia niente. Se io invece cambio il sistema e dico guarda, tu tanto sei nell'euro, quindi se c'è qualche difficoltà non ti posso salvare con la banca centrale perché tu sei vergognoso, schifoso e cose di questo tipo, lazzarone. Ma ristrutturo il debito, quindi significa che invece di 10.000 euro di BTP te ne ritrovi 8.000. In questo caso chi è che ci perde di più? Dato che non c'è più la svalutazione ma c'è il taglio del nominale del debito, ma molto banalmente chi quel debito ce l'ha. E dato che il 75% del nostro debito pubblico è in mani italiane, significa che la gran parte di questo disastro finisce in faccia ai risparmiatori italiani, ai risparmiatori, alle banche e così via. Deve essere stato anche per questo motivo che le banche nostre, che arrivano sempre un po' tardi a capire queste cose, hanno utilizzato per tramite del governatore della Banca d'Italia in settimana il termine rischi enormi per l'Italia. Allora, noi abbiamo fatto, dopo che abbiamo dato questo mandato al presidente Conte, abbiamo provato a chiedere in tutte le maniere come era andato, ha detto no, non c'è problema, gli ho detto che c'era la logica di pacchetto, lui continua a dire che c'è la logica di pacchetto, che significa che noi non approviamo il MES se non approviamo anche la garanzia sui depositi, altra fregatura, così come abbiamo visto nella formulazione che il ministro tedesco ha dato di questa fenomenale garanzia dei depositi, perché capite bene che garanzia dei depositi è una parola, è come dire, non so, ti do un'auto, ecco, ma c'è un'auto e c'è anche l'auto con i freni rotti, ecco, la garanzia dei depositi, così come ha detto il presidente tedesco, è una fregatura, ma soprattutto l'ha detta questa settimana, quindi significa che a giugno non esisteva la garanzia dei depositi, Per cui significa che molto banalmente, se ha dato il suo accordo e il presidente del gruppo così dice, e oggi Rinaldi gliel'ha chiesto al presidente dell'Eurogruppo, ufficialmente gli ha detto, ma l'Italia si è opposta, silenzio di tomba, e allora significa che c'è qualcosa di grave. Certo che non ha firmato, non si firmano questi trattati in questa maniera, cioè c'è l'accordo e dopo, una volta che l'accordo viene messo sul tavolo per la ratifica ai parlamenti, a quel punto non può più fare niente. Il veto va messo prima. Allora, dato che adesso
ci arriviamo a dicembre, vogliamo far sì che ci sia finalmente la fine di questo mostro? Vogliamo far sì che si arrivi lì e si dica a chiare lettere che l'Italia questa cosa non la firmerà mai, mai, e che quello che è stato fatto a giugno è stato un abuso da parte del Presidente del Consiglio, se ha dato il suo accordo, perché il mandato che aveva ricevuto dal Parlamento era totalmente diverso. Tutto qui, è una cosa molto semplice. Noi il MES non abbiamo bisogno, non lo vogliamo, non ci serve, e uso le parole di Giampaolo Galli, che è venuto in audizione in commissione e poi evidentemente gli hanno detto di ritrattare, gli hanno detto di stare tranquillo o similari, però quando è venuto in audizione in commissione bilancio ha usato l'espressione una pistola puntata alla tempia dei risparmiatori italiani. Quindi non è un giro di parole, una pistola puntata alla tempia dei risparmiatori italiani. Quindi l'idea che noi dobbiamo mettere dei soldi che o vanno agli altri e allora va bene, e quindi noi prendiamo dei soldi per darli a qualcun altro e secondo me ne abbiamo bisogno noi, ma che se dobbiamo averne bisogno noi, dei soldi che peraltro abbiamo contribuito noi stessi a mettere, non possiamo metterli se prima non facciamo il taglio del valore nominale dei nostri risparmi. Beh, scusate, è un suicidio, è un suicidio. Io direi che sia sufficiente questa spiegazione per capire perché noi dobbiamo opporci totalmente al MES. Conte dirà, ma io non ho firmato niente, ma io ho detto la logica di pacchetto, no, non serve. Tu avevi il mandato di opporti, io voglio vedere le carte che dicono che tu ti sei opposto. E se io questa settimana leggo lo statement, cioè il resoconto da parte di Centeno, il presidente dell'Eurogruppo, che dice che invece avete avuto, le parole sono il broad agreement, quindi significa tutti d'accordo, e significa che qualcosa non è andata bene. Io ho già provato a fare l'interrogazione a luglio quando era arrivato Tria e vedevo che nessuno mi rispondeva né per le brevi. Abbiamo fatto l'interrogazione diretta, andatevela a vedere su Twitter, dove gli ho detto ma vi siete opposti o non vi siete opposti? La risposta di Tria è stata nulla e adesso basta, Io voglio sapere che vi siete opposti e se per caso non vi siete opposti, oltre a tutte le conseguenze che tutto ciò comporta, significa che a dicembre voi dovete andare lì, tu Conte, devi andare lì e devi dire scusate, mi sono sbagliato, ho fatto una cosa che non dovevo fare, ma l'Italia non la voterà mai questa cosa, prendete un pochettino voi le vostre idee e portate via Baracca e Burattini e la logica di pacchetto e tutto il resto. Il MES l'Italia non lo deve firmare. I titoli di Stato non sono una cosa rischiosa, i titoli di Stato devono essere garantiti dalla Banca Centrale. Chi mette i soldi nei titoli di Stato non deve pensare neanche da lontano di non riavere il proprio denaro. E non c'è come dire, proprio loro che parlano di invece moneta propria, cose di questo tipo, allora vuoi la svalutazione. Signori, anche se uno volesse parlarne, le svalutazioni mettono nei guai i creditori esteri, di quali mi interessa il giusto. Io voglio tutelare i creditori, vale a dire i risparmiatori italiani. So che c'è sempre qualcuno pronto a vendersi per l'estero, ma io invece voglio tutelare i risparmiatori italiani. Non deve essere che se uno, anche in via indiretta, anche in via di un fondo pensione, anche in via, perché alla fine tutti i titoli di Stato sono dentro lì, non credete, anche in fondo di un'assicurazione, di un fondo di investimento e così via, perché io so che c'è qualcuno a casa che dice ma io titoli di Stato non ce li ho, a me che me frega. Fenomeno! Se il 75% di quel debito pubblico è qua, significa che in una maniera o nell'altra ti arriva. Non voglio neanche da lontano pensare che ci sia qualcuno che possa anche solo concepire l'idea che
i nostri risparmi possono essere messi a rischio. Ma non è bastata la cosa delle Etrurie, erano obbligazioni subordinate, non è che stiamo parlando di chissà che cosa. E avete visto il casino che è venuto fuori, abbiamo dovuto metterci 1,5 miliardi di fondo per risarcire i risparmiatori, e anche lì no, Conte il primo giorno i risparmiatori, poi non mi sembrava che facesse le corse per far sì che si approvasse tutto. Comunque, in una maniera o nell'altra, quello era una piccola parte, erano dei risparmiatori con delle obbligazioni subordinate. Ma come fai anche soltanto a entrare in una negoziazione dove ti dicono che si può prevedere la ristrutturazione del debito? Poi non è automatico, certo che non è automatico, grazie, però non è automatico, ma te la inducono loro. Quindi capite perché è importante, cioè poi uno può parlare delle merendine, può parlare delle bibite gassate, cose di questo tipo, so che l'interesse è quello. Però intanto le cose sono così e c'era la consegna di non parlarne, c'era la consegna di stare zitti. Io ho fatto il comunicato stampa quando è venuto fuori, di solito approfittavano di qualsiasi cosa dicessi io per metterla in prima pagina, perché così potevano dire di qua di là. Comunicato stampa, rischi enormi, cose di questo tipo, audizione ufficiale in Commissione Bilancio, apparso da nessuna parte, tranne la verità. Ne parla il governatore di Banca d'Italia, dice rischi enormi. Non ne parla nessuno, l'unico che ne parla è Sole 24 Ore, mette il titolo governatore di Banca d'Italia, bene il MES. Ma veramente, cioè, qui siamo oltre Orwell, cioè, una cosa incredibile. Adesso vediamo le tempistiche per fare un intervento diretto di Salvini erano queste. Vediamo adesso, dopo che c'è stato l'intervento diretto di Salvini, se possono veramente nascondersi dietro un dito. Comunque mettetevi il cuore in pace, il MES qua non verrà mai votato, ratificato né niente, ma la cosa che vogliamo sapere è perché qualcuno ha dato questo broad agreement prima ancora che in Parlamento, dove si parla di qualsiasi cosa, delle mozioni, degli ordini del giorno, questa roba non sia mai arrivata ufficialmente come discorso. Se non nelle audizioni in Commissione Bilancio, che l'abbiamo fatte così, perché se nessuno si muove a un certo punto cominciamo noi, e devo dire ringrazio anche il collega, perché ogni tanto qualcuno valido nel 5 Stelle c'è, il collega Raduzzi, che ha spinto per far partire, perché sennò altrimenti io da solo non bastavo, per far partire questo ciclo di audizioni. Mercoledì tenetevi pronti perché arriverà Vladimiro Giacchè in audizione in commissione e anche lì vedrete che sono convinto che l'informazione ci sarà. Comunque il punto sul MES è questo qui, insomma, un fondo dove noi ci mettiamo i soldi e li prendono gli altri se serve e noi non li prendiamo senza prima tosare i nostri risparmiatori. No, grazie, non credo che ci interessi. Arrivederci.